Ben incontrati cari amici, buon martedì 12 dicembre, martedì della seconda settimana di Avvento, tempo che ci prepara al Natale. Invochiamo il dono dello Spirito su di noi nel momento che apriamo il cuore alla parola di Gesù. O Spirito Santo, dono del Padre e del Figlio, illumina il mio cammino. Donami di accogliere l'invito di Gesù ad entrare nel suo regno. Fammi riscoprire la vocazione di figlio di Dio e di fratello di ogni uomo. Che il mio cammino quotidiano sia sostenuto e incoraggiato dall'esempio e dalla preghiera di Maria, la prima dei discepoli, la mite e umile di cuore, a somiglianza del suo Figlio e Signore. Amen. Mi sembra opportuno questo richiamo alla figura di Maria. Abbiamo pochi giorni fa vissuto la festa solenne dell'Immacolata Concezione, ma la figura di Maria è una figura particolarmente significativa per il tempo dell'Avvento. Nessuno come lei ha vissuto la preparazione al Natale. Il suo esempio di umiltà e di mitezza e di servizio accompagna anche i nostri giorni di preparazione al Natale. Il brano del Vangelo è tolto da Matteo, siamo al capitolo 18, i versetti dal 12 al 14. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Che cosa vi pare? Se un uomo ha 100 pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? In verità io vi dico, se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella più che per le 99 che non si erano smarrite. Così è volontà del Padre mio, che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda». C'è una prima osservazione da fare attorno a questo brevissimo brano del Vangelo di Gesù. Un'osservazione che riguarda lo stile comunicativo di Gesù. Gesù dice cose bellissime in un linguaggio semplicissimo. Un linguaggio soprattutto fatto di esempi colti dalla vita di ogni giorno. Nel caso, qui, concreto, l'esempio di un pastore che cerca una delle sue pecore che si erano perdute. Ma non solo usa un linguaggio semplice, immediato, comprensibile, ma cerca anche, nel suo porsi verso gli altri, cerca di essere coinvolgente nel caso concreto. In questo passaggio di Vangelo dice Matteo che le parole usate da Gesù è «che vi pare?». Questa domanda coinvolge l'ascoltatore e l'ascoltatore, interrogato, comincia a pensare, a riflettere. Che vi pare? Bello questo stile comunicativo di Gesù. Ma andiamo al contenuto di quanto Gesù vuole comunicare. Che cosa vuole dire? Attraverso questo esempio di un pastore che si accorge che una pecora si è perduta, lascia il gregge, cioè le 99, al sicuro e va in cerca finché la trova, e quando la trova gode di averla ritrovata. Questo esempio lo applica alla gioia che ha Dio quando un fratello viene recuperato alla dimensione
dell'appartenenza che si era smarrito, viene recuperato, viene fatto oggetto di un'attenzione, di una cura. E Gesù vuol dire che occorre stare attenti a non perdere le persone e se si smarriscono dedicare energie per avvicinarle, per recuperarle, per aiutarle a ritrovare un cammino, il ritorno all'essere membro della comunità, della Chiesa intesa come popolo di Dio e comunità dei figli di Dio. Quindi Dio ha cura di tutti, è interessato al recupero di tutti, in modo particolare di coloro che normalmente rischiamo di trascurare, di lasciar perdere, di abbandonare, i piccoli appunto, magari coloro che con poco smarriscono la propria fede, la propria appartenenza a Cristo e alla Chiesa. Un messaggio molto chiaro, innanzitutto sulla passione che Dio ha verso ogni uomo e sulla necessità che la Chiesa di Cristo, abbia un'attenzione particolare sì verso tutti, ma soprattutto verso i più piccoli, coloro che sono più esposti alla crisi, allo scandalo, alla fatica di credere. Poche parole, ma molto esigenti, così le avverto per me nel mio compito di prete, avere una particolare attenzione per le persone che facilmente si smarriscono, vengono stordite da quanto sta accadendo e rischiano di perdere la fede o perlomeno il senso di appartenenza alla famiglia dei figli di Dio. Non trascurare nessuno, avere un'attenzione particolare per i più piccoli, per i più fragili nel loro cammino di fede. Così avvenga, è per questo che il Signore ci benedica. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e arrivederci a domani.